Ci siamo preparati da lungo tempo per questa occasione importante. Io condivido quelli che hanno detto che da qui inizia il processo che ci siamo dati come impegno di riunire il Congresso del Popolo Sardo, perché è un processo che impegna tutti. Qualcuno diceva che è un processo lungo, è lungo perché viene da molto tempo, ognuno di noi si porta dietro un bagaglio di storia e di memoria che non può dimenticare. A me spaventa chi dice che è un processo che deve essere ancora lungo per l'avvenire. Io dico che ci sono dei processi storici che, se non si accelerano, se non si mettono in atto adesso, rischiamo grosso. E questo è nella coscienza di chi ha preparato la lettera agli etnicisti, perché siamo coscienti che si stanno chiudendo dei processi rispetto ai quali o il popolo sardo si dà la sveglia o altrimenti sarà condotto da altri che non hanno certo interesse a che questo popolo veda svilupparsi la sua sovranità nel territorio, come è diritto di un popolo che questa sovranità venga esercitata. Perché vedete, andiamo a celebrare istituzionalmente, in questi giorni si celebreranno i 50 anni di autonomia. Purtroppo la storia della nostra autonomia è una storia che ha una caduta di tono, di qualità, di stile, ma di contenuti che io credo che non abbiano uguale. Non è solo il fatto che noi non siamo più presenti fisicamente nei luoghi dove si decidono le sorti istituzionali di questo Paese, ma perché nelle elaborazioni che sono state fatte siamo addirittura indietro rispetto ai tempi in cui è nato il primo statuto sardo, che bene il professor Lilliu ci ricordava, perché dovremmo fare una riflessione autocritica e conoscere bene quella storia di quei giorni. Ma se andiamo a leggere gli atti, riconosciamo che erano più attenti i politici, le persone, i sardi di allora che non noi, guardate, perché non poteva passare inosservato il fatto che oggi si sta decidendo, o in parte si è deciso già, quello che sarà il cammino di quelle che dovevano essere, diciamo, le regioni Stato, perché su questo si è chiuso. La bicamerale ha detto no, non solo, ma ha inserito un elemento che è praticamente la negazione della possibilità che continuino ad esistere regioni speciali, cioè la specialità della Sardegna, che i politici che stanno al potere oggi dicono F salva. Io vorrei invitarvi a leggere i documenti ufficiali, non esiste più. Non solo, ma se passa il meccanismo non di andare noi come chiamata costituzionale a un referendum dove veniamo chiamati ad esprimerci sui singoli punti, ma se, come l'orientamento è generale, si deve votare con un unico sì o no, noi stiamo votando nel referendum con un sì o con un no praticamente a quello che è la chiusura totale di un'epoca e la possibilità di avere ancora una regione a statuto speciale. Ecco l'importanza allora di questo momento. Non è un processo che deve avere lunghissimi tempi, è un processo che si sta avviando a conclusione di quello che è stato un maturare politico istituzionale
di quello che è anche un giudizio storico che noi dobbiamo avere il coraggio di esprimere sugli interi 50 anni di nostra autonomia, per poterci convincere che non c'è da perdere tempo. Quindi io vengo qui a esprimere a nome mio, ma ho visto tantissimi della mia organizzazione, del sindacato, della Confederazione Sindacale Sarda presenti in questa sala, e questo è un orgoglio per me, vuol dire che il seme ha dato frutto, perché quella sfida di allora, badate, era di capire che in Sardegna non neppure il lavoro unificava, anzi stiamo scoprendo che a lungo andare il lavoro divide, ed è una cosa triste che io devo dire, però c'è dietro un discorso che vorrei articolare brevemente. Il lavoro non è sufficiente a unire questo popolo se non riparte dalla coscienza di essere popolo, di essere etnia, di essere nazione, di riscoprire quella sardità che è il primo elemento fondamentale di unità. Cioè anche la parola d'ordine lavoro non unificherà questo popolo, anzi il lavoro moderno creerà ulteriori divisioni, perché sarà un lavoro sempre più non solo scarso, ma un lavoro sempre meno sicuro e un lavoro sempre più a tempo determinato. E quindi non aspettiamoci dal mondo del lavoro impegni di unità, aspettiamoci invece, è quello che è il lavoro che dovremmo fare noi come compito, di sensibilizzazione nei nostri paesi, nelle nostre comunità. Io sono molto d'accordo in quella parte del documento dove dice che da qui questo popolo deve ripartire, riprendiamoci i paesi, riprendiamoci le piazze, parliamo con la gente, badate che la gente ha bisogno di questo segnale, solo così si può ricostruire. E se c'è un momento che noi dobbiamo salutare è quello che stanno cadendo gli steccati fra di noi, anche questo va salutato positivamente, badate, la gente, i sardi sono stufi di vederci divisi, e le nostre divisioni sono prima di tutto personali, di egoismi nostri. Ognuno di noi pensa di essere un capo e deve mettere qui, su questo tavolo del congresso, togliersi la fascia e dire il capo è il popolo sardo, quello che ha diritto ad essere unito e noi l'abbiamo diviso, quello che ha diritto a scoprire quale è e quali sono i punti di approdo per rivederlo popolo sovrano. Su questa umiltà io chiamo tutti, chiamo i capi storici, chiamo i politici che hanno avuto responsabilità, dovete avere l'umiltà di capire che gli errori commessi ci hanno diviso e non ci hanno consentito di fare il passo in avanti. Su questo vogliamo ripartire, e finché io non vi vedo abbracciare qui davanti e dire che insieme vogliamo camminare, perché nessuno di noi è indispensabile, ma tutti siamo indispensabili per poter produrre unità e per portare vittoria a questo popolo, perché se lo merita, badate, e noi ne siamo responsabili se non riusciamo a portarlo a quell'obiettivo finale. Grazie. Volevo dire che quando sento parlare di popolo sardo io mi trovo a disagio, e allora io dico che una cosa chiamata popolo sardo siamo qui per costruirla. Se è questo, io ho dato la mia adesione. Se ci fosse stato un popolo sardo consapevole di sé, della sua storia e tutto il resto, non saremmo nei pasticci come siamo. Comunque il fatto che ci sia oggi tanta gente significa qualcosa e dobbiamo darne atto. Deve essere possibile il progetto di cui si sta parlando. Quindi io credo che ora possiamo marciare. E ora, a proposito di popolo, voglio dire che
un'altra parola, identità, così sarò più veloce. Quando sento parlare di identità come qualcosa a cui appigliarsi, qualcosa di esterno, qualcosa che esiste già prima del nostro lavoro, ugualmente trovo difficoltà a capire. Sono abituato a credere che l'identità è quello che resta di un durissimo confronto tra me e gli altri sulla base di proposte operative, di un progetto. E se è questo che vogliamo costruire, io credo che sia importante che non ci illudiamo. Per il passato abbiamo avuto grandi maestri e cito brevemente con la solita ammirazione il grande lavoro di costruzione svolto da alcuni, per esempio da Lilio, che ha tracciato una strada maestra per i percorsi che dovremmo fare noi, ma non ha, io credo che si offenderebbe se dicesse che ha fatto tutto. Lui ha aperto la strada, a noi tocca riempirla di contenuti. E questa io le rimando, come ha fatto Casula, mi sembra correttamente, al momento del congresso. A proposito di Casula, anche lui mi sembra che abbia dato un importante contributo, ma molti altri che sono qui presenti per questa nuova identità. Non è una cosa che abbiamo già. Se è qualcosa che abbiamo già, evidentemente riguarda quelli che ce l'hanno, non quegli altri che sono stati chiamati oggi. Cioè, se si tratta di avallare cose che già esistono, molti di noi non ci staranno. Se si tratta di costruire insieme un discorso onesto, aperto, durissimo, ci siamo tutti. E allora io dico che la cosiddetta identità, per iniziare, può essere un modo diverso, finalmente lontano dal politichese, dal comportamento alieno della politica di oggi. La politica oggi è lontana dalla gente. Se siete qui è perché vi siete rotti le scatole. Tutti noi ci siamo rotti le scatole. Se siamo qui è perché c'è un enorme spazio da gestire, in nome degli altri, non in nome nostro, con un durissimo lavoro da studiare. È chiaro che non si tratta di lavorare in astratto, si tratta di proporre per il congresso dei temi. Per esempio, non dico nulla di nuovo, il primo dovrà essere quello della disoccupazione, poi ci sono quelli già tante volte discussi della lingua e cultura, anche però quelli delle alleanze localmente e fuori, quelli di esprimere, costruire insieme un punto di vista sulla politica italiana, europea e anche nel resto del mondo. Non possiamo chiuderci in noi stessi, se vogliamo essere noi stessi, questo è il mio punto di vista. E allora io dico, vanno bene le cose fin qui dette in maniera anche felice, per esempio quando ci si richiama a questo sentimento profondo che addirittura nelle parole di Eliseo diventa religione, va bene, ma non è questo che voglio io. Voglio un percorso politico chiaro, affidato ai progetti, allo studio, al lavoro comune. Lavoro comune dove? È stato detto nella lettera, giustamente. Loro hanno avuto il merito di averci indicato una strada operativa. Ci riuniamo, se l'aveva riassunto poco fa Casuli. Bene, secondo me per essere concreti bisogna dichiararsi. Io mi dichiaro in tutti i posti dove posso lavorare, dove posso operare, se si intende costruire una cosa diversa, per un rapporto finalmente vicino alla gente. Se questo progetto lo costruisco dopo che ho capito le istanze della gente parlando con loro in tutti i paesi, nelle nostre città eccetera, allora va bene. Naturalmente non deve diventare una chiacchierata, c'è questo rischio, c'è il rischio che si vada solo a parlare. Per esempio poco fa, nessuno si offende, apprezzo tutti quanti quelli che sono intervenuti, ma non apprezzo il modo, non era questo non è lo spazio, deve essere lo spazio per le parole d'ordine o per le sparate o sentimentali oppure non lo so io. Questo è il mio punto di vista e prendetelo per quello che è. Allora chiudo dicendo, perché non possiamo oggi trattare, secondo me, io avrei voluto riprendere alcuni dei tuoi temi ma viene male giustamente. Allora io chiudo con
quello che ho appena ribadito. Io sono disponibile, però io posso essere disponibile, ma per tutti gli altri chiedo un po' di rispetto. La gente è disponibile se si sente rispettata, cioè se non viene usata per qualche cosa, ma se viene usata in funzione della creazione di quel popolo sardo che, partito dalla resistenza di Liliu, va verso una nuova progettualità. Io credo che comunque bisogna anche partire dall'assemblea di Oschiri, nella quale è nato un documento all'interno del quale hanno trovato spazio i sardisti, gli indipendentisti, i sardisti senza tessera. Dicevo, io trovo posto nel documento fatto ad Oschiri perché sono un nazionalista con tessera. Ho trovato una casa, ho trovato uno strumento dove poter esercitare la politica. Ho trovato Sardinia Nazione. E Sardinia Nazione, tramite il nostro coordinatore nazionale, è qua perché crede in questo progetto, perché vuole questo progetto, per il quale vuole lavorare con chiarezza e con lealtà. E vogliamo lavorarci all'interno di una unità complessiva, ma che tenga conto delle diversità e dell'autonomia. Sardinia Nazione è un movimento che ha una sua struttura, è un movimento che vuole partecipare, ma non vuole amalgamarsi a tutto, non vuole scomparire, non vuole appiattirsi. Questo posto ci ricorda il 1981, quando dopo il congresso, il famoso congresso del Pistà di Porto Torres, siamo venuti in questa piazza e i carabinieri ci presero nome e cognome. Mi ricordo che Michele Columbu disse: ma non è già finito il censimento? Quindi c'era questo entusiasmo e credo che in questi giorni si sta rivivendo questa voglia di continuare e di portare avanti questa idea, questa voglia di essere protagonisti nella propria terra nel fare politica. Però una nazione che esiste e che deve essere concretizzata deve capire che all'interno della propria nazione ci vogliono anche le galere, perché non è vero che tutto il popolo sardo è indirizzato nel bene per portare avanti un progetto, ci vogliono anche le galere con una giusta giustizia. E il periodo che cade questo ragionamento politico è importante. Perché è importante? Perché abbiamo il Partito Sardo d'Azione all'opposizione della giunta regionale, non da molto, ma grazie a Dio è all'opposizione. Ed allora sono d'accordo individualmente a costruire questa assemblea del popolo sardo, per dirgli che cosa? O per aspettare che il popolo sardo dica a noi che cosa dobbiamo fare? Sono d'accordo per rispondere a un quesito, e un coordinamento che deve nascere deve rispondere al quesito: è possibile l'indipendenza? A questa domanda bisogna rispondere con numeri, bisogna rispondere con progetti di politica economica, con progetti di politica culturale, perché se noi non siamo in grado di rispondere a questa domanda, il popolo sardo continuerà a dirci, come ci ha già detto: ma a me lo stipendio me lo paga lo Stato italiano, e il carabiniere, e il finanziere, e tutti quegli affari che in Sardegna si fanno ma che sono legati a ricchezze che non stanno in Sardegna. Ed allora andiamoci a parlare col popolo sardo, con tutto il popolo sardo, senza distinzioni né di centri né di sinistra né di destra, ma con un preciso progetto politico-economico. Se abbiamo la presunzione di convocare i sardi, dobbiamo avere la preparazione per dire ai sardi: questo è un progetto politico. Su questo progetto politico voglio aggregare il popolo sardo, perché noi al popolo sardo
gli dobbiamo dare lo strumento della cultura che ritengo primario, e ringrazio gli intellettuali sardi che finalmente si stanno sedendo attorno a un tavolo e finalmente si stanno pronunciando, ma ci vuole anche il progetto politico-economico, e questa è responsabilità di chi la politica la fa o di chi ha la presunzione di farla, di presentare un progetto a questo popolo per dirgli: si può uscire dallo sottosviluppo, siamo davvero una nazione che può stare in Europa e può stare nel mondo. Ed allora sono pienamente convinto che bisogna uscire dagli steccati, da quelli che ci siamo costruiti uno contro l'altro sui personalismi, e sono qua a porre la mia umile, il mio piccolo contributo a quello che posso dare, tant'è che ho firmato la scheda di adesione, per fare in modo che questo congresso del popolo sardo, che questa assemblea avvenga per tesi, che ci sia una preparazione e che ci sia quindi il progetto, l'indipendenza è possibile, al di fuori dagli steccati, ma con un fermo e preciso convincimento che non esiste e non può esistere una grande nazione senza le galere. Grazie e forza avanti. Intanto vi devo ringraziare per averci chiamato, per averci invitato. Avete fatto un'ottima cosa. Questa è una grossa iniziativa che va difesa anche. E va difesa anche dai tentativi di confusione che io ho letto in molti interventi che sono stati fatti qua questa sera. Allora, bisogna distinguere i due momenti. Qui non possiamo farci trascinare dall'entusiasmo sardista e confondere il momento di appartenenza a partiti, movimenti che già esistono, che già operano, con il momento diverso che è stato chiamato qua, di chiamata a raccolta di persone che hanno una sensibilità comune e che finalmente vogliono porsi assieme un obiettivo. Sono due momenti diversi e separati, e vanno tenuti separati, perché altrimenti si ricade nuovamente nella confusione, si ricade nel luogo comune, parolaio sardisteggiante del quale tutti quanti abbiamo le scatole piene e che non vogliamo più ripercorrere. Allora, distinguiamo questi due momenti. Un momento è quello di Oschiri. Benissimo, a Oschiri è nato un incontro, c'è stato un incontro dove alcune organizzazioni politiche vogliono formare non so come sia stato definito, io lo chiamo un fronte di liberazione nazionale. Passatemi la parola, lì si può fare dei gruppi che si uniscono, trovano dei momenti unificanti pur nella loro divisione, si uniscono su questi momenti per combattere una battaglia politica per la liberazione nazionale della Sardegna. Questo è un momento chiuso lì, avrà il suo percorso e lì bisogna andare avanti. Dall'altra parte c'è questo. E qui c'è una proposta che io reputo molto interessante, è stato chiamato sistamento, io la chiamerei Sacorona del... Mi richiamerei un'altra istituzione sarda che forse per più tempo, la Corona, dove tutti i sardi che hanno la sensibilità sarda, che sentono questa sardità, vogliano confrontarsi, dove il sardismo possa confrontarsi con altre forme di sardismo, dove la sardità possa venire fuori e dove possano essere rappresentate delle istanze diverse, dove però ci si possa confrontare in modi diversi rispetto alla battaglia partitica, dove ci sia più serenità, dove si possa produrre, dove a volte si possa anche fare le veci di chi non produce strategie politiche, di chi fa politica senza produrre strategie, di chi fa politica alla giornata e poi va a incorrere in tanti di quegli infortuni che noi abbiamo visto. Questo organismo formato da intellettuali, apriamo le porte, c'è tanta gente che non è indipendentista, che ancora non è indipendentista probabilmente, forse lo diventerà o forse no, però c'è tanta gente che crede nella sardità, che crede nel sardismo, che ha strumenti da offrirci, strumenti operativi. Bene, noi a questi dobbiamo rivolgerci, noi a questi dobbiamo dire: dateci quello che avete, perché avete tanto. Finora l'avete tenuto nelle università, finora l'avete tenuto nei vostri libri, finora l'avete tenuto nelle istituzioni, portatelo fuori, portiamolo a Sagorona e lì discutiamone e lì andiamo a formare delle strategie di intervento che siano culturalmente di spessore. Quello poi potrà dare anche un momento diverso
alla nostra azione politica. E non vergogniamoci, anzi non vergogniamoci, perché io sono stufo di sentir dire di destra, di sinistra, di centro, poi il centro è un buco nero, poi alla fine non significa niente. Dico di destra, di sinistra non ha importanza. Non è vero, ha importanza. Io sono di sinistra, lo dichiaro e lo voglio portare avanti, il mio sardismo, il mio essere di sinistra lo voglio portare avanti, perché devo dire che la mia visione del mondo è uguale a quella di un altro che si dichiara di destra. Ci confronteremo con lui in un altro momento, però esistono queste cose, dobbiamo tenerne conto. Teniamole, questa sarà la divisione, questa può essere la divisione che tra di noi, le diverse visioni del mondo. Però queste cose diciamocele, confrontiamoci anche su questo, troviamo un momento di confronto anche sul sociale e allora forse riusciremo a costruire qualche cosa. Però non confondiamo più, io dico Sagorona de Logu, dove tutti possiamo andare a discutere, poi il fronte nazionale, chi ci vuole andare ci vada con le sue organizzazioni e faccia la sua azione politica, senza sovrapporre i due momenti. Sono convinto che Sagorona de Logu avrà molto successo. Grazie. Vorrei rivolgermi stasera ai giovani, se ce ne sono qua, spero che ce ne siano il più possibile, perché voglio rivolgere un messaggio molto diretto a loro, ma molto. Io vorrei dire che domenica scorsa ad Oschi abbiamo partecipato a quella riunione fra le forze sardiste e ci siamo accorti di diversi aspetti che non ci sono piaciuti decisamente, che non penso che siano piaciuti a un sacco di gente, soprattutto fra i giovani di cui ho parlato, e a noi ce ne dispiace, perché prima di tutto è un segnale della discordanza fra le forze sardiste il fatto che i mass media non abbiano accaduto. Per esempio, non hanno minimamente pubblicato l'estratto del documento che si è scritto, di cui siamo le linee. Di queste linee principali noi sinceramente non abbiamo visto il documento e non abbiamo avuto un'idea chiara, ma ci è stato detto che risulti essere, e ci è sembrato anche dalla riunione, come il classico appaiamento tra elementi che nulla hanno a che vedere fra di loro, a parte l'essere nominalmente sardisti. Ora, a noi fa piacere che ci siano persone che combattono per la battaglia sardista, però non siamo assolutamente convinti che si possa iniziare una lotta da non essere totalmente sardi, ovvero da non essere totalmente per l'indipendenza. Questo sinceramente questo sinceramente lo devo dire perché per un'esigenza soprattutto giovanile, un'esigenza giovanile che richiama a noi, cioè che richiama la forza dentro di noi, a non rifarci a nessun modello esterno, e voglio dire che l'indipendenza bisogna puntarla come un idolo, può essere un esempio cretino, ma come un idolo, per il fatto che i 4 punti chiave, noi siamo del gruppo culturale Forza Pais e sinceramente i 4 punti chiave devono essere imprescindibili, perché sono l'indipendenza, la relazione dei partigiani, l'universale delle idee politiche, cioè ovvero delle tendenze di ciascuno, e poi va bene il resto, tutti gli altri, e l'Europa, appunto, come diceva Giovanni, che ha parlato l'altra volta a Oschi, il mio amico, è l'Europa. Ora, io vorrei dire questo, ci sono anche delle altre peculiarità che devono unire noi giovani, e io penso che è il momento di dire qualcosa che forse non è stato detto neanche da noi la domenica scorsa. Giovanni l'altra domenica ha puntato il dito sul sardismo affaista. Il sardismo affaista ha fatto perdere quella forza primigenia che era nei primi votanti sardisti all'inizio degli anni '80. L'affarismo sardista ha rovinato un'immagine facendo confondere, un'immagine particolare, facendo confondere elementi delle persone in buona fede. E io voglio dire ai giovani che ci sono qua stasera che oltre ai 4 punti base che ho citato, mi sembra anche il caso che nel futuro non ci sia nessun equivoco con chi voler andare ad appaiarsi
sia politicamente che anche per un eventuale progetto politico in comune, del fronte che noi dovremmo formare come unità indipendentista sardista. Io mi riferisco al fatto che non dobbiamo, secondo me, poi non so se voi criticate la cosa, non dobbiamo assolutamente lavorare e ne avere nessun dialogo con unità che fanno parte, cioè che fanno capo alle multinazionali europee, estere. Non dobbiamo avere nessun contatto con la massoneria, niente di tutto ciò, perché non mi sembra un caso che, cioè se io sto dicendo questo, non mi sembra un caso, perché i giovani che oggi sono fortemente demotivati, io per esempio sono sradicato perché sono di Sassari e non so parlare il sardo. I giovani che oggi sono fortemente demotivati lo devono proprio a queste strutture occulte che governano la politica e fanno degli uomini un minestrone, fanno degli uomini anche della nostra nazione un essere parte di questa minestra senza avere più né etnia, né lingua, né razza. I poteri occulti nella politica ci stanno coinvolgendo, ci stanno facendo diventare uomini senza alcun riferimento culturale e poi ne escono per i lati, nonostante i lati buoni che io posso avere, poi come me che prima di avvicinarsi al sardismo si sono avvicinati a idee che questi poteri occulti fanno nascere i mostri di casa, fanno nascere i mostri che ci sono in casa, fanno nascere quei mostri involontai che mia madre mi ha fatto. Hai sentito, Gabriele, che ci sono a Sassari? I Bari che ci sono a Bauladu c'è l'incontro dei sardi e io ho detto oh mamma guarda che sei sarda anche tu questa cosa cioè, non si rendono conto e infatti probabilmente non hanno ancora capito l'indirizzo della mia idea, non l'hanno capito. Ora quello che io dico è anche un'altra cosa, che non possiamo assolutamente non prescindere dai 4 punti base che Sardegna Nazione addita per l'indipendenza, e non possiamo farlo in virtù del fatto che, non esistendo le ideologie e non credendo noi del centro culturale Forza Paese per l'Europa, così come molta gente di Sardegna Nazione, non credendo più, anche se non per esempio il signore di prima ci crede, va bene, è un'idea sua, non credendo più comunque noi personalmente nell'ideologia del XIX e del XX secolo, ci accorgiamo che abbiamo tutti quanti gli stessi problemi e noi siamo fortemente convinti del fatto che si possa creare un'idea rivoluzionaria sarda, perché come stavo dicendo alla nostra conferenza di presentazione qualche settimana fa, non è assolutamente un caso che gli irlandesi, che sono divisi a quanto ho saputo io in 2 fasce, estrema sinistra e estrema destra, lottino tutti assieme. Non è un caso perché hanno un'unità culturale e nazionale fortissima, perché sono persone che individuano nei loro festeggiamenti, nella loro lingua, che poi la stanno perdendo perché il gaelico è difficilissimo, individuano una sofferenza di secoli che è pari alla nostra. E allora succede che lì le persone, dal più cagone, scusate il termine, al più leone, proteggono chi ha ragione, proteggono chi comunque fa azioni anche civili particolarmente ostili alla polizia inglese. Noi dobbiamo essere assolutamente, noi dobbiamo avere la forza di creare una forza sarda, un'idea sarda, perché questa è la chiave, perché noi abbiamo troppe peculiarità rispetto al popolo italiano che ne ha ben poche, a parte qualche nazione che c'è nella loro penisola. Ecco, io volevo dire questo e anche un'altra cosa finale, poi termino. Volevo anche dire che dobbiamo essere un esempio, noi che sinceramente non siamo mai riusciti a esserlo, perché io adesso continuo a vedere i sardi estremamente divisi, purtroppo, a parte noi che siamo qua dentro, o anche pochi altri, continuiamo a vederli divisi. Noi dobbiamo essere un cavallo di Troia per entrare in questa Europa che non ci piace, in questa Europa dei mercanti. Dobbiamo essere un cavallo di Troia e un esempio per altri popoli che stanno avendo le stesse lentezze di esecuzione indipendentista pari alle nostre. Grazie.